Io volevo attirare un po' l'attenzione. Io seguo in particolar modo derrate alimentari, quindi soia, mais e grano. Tra l'altro, apro una parentesi, la chiudo immediatamente, la provincia di Rovigo è la prima provincia a livello regione Veneto che ha più superficie di grano. E quindi questa è già una cosa importante. Grossi gruppi agroindustriali vengono a prendere il grano in Polesine, e quindi questo è un nostro vanto. Ci sono dei problemi enormi che stanno avanzando. Ci sono, adesso qui, prima avete accennato di striscio al problema del metribuzin. Ci sono aziende agricole che vanno a ridurre la coltura della soia, svariate realtà aziendali che ridurranno quest'anno la coltura della soia, in quanto hanno dei problemi enormi di amaranto, ma non solo a Rovigo, perché anche Venezia, Padova, Ferrara, cioè non capisco la motivazione di togliere l'unico prodotto che praticamente combatte l'amaranto in pre, che è il metribuzin. Già che ci siamo, non ho sentito parlare di ragnetti rossi. Una volta avevamo la bamectina, adesso è stata tolta. È un prodotto che costava poco e dava svariati risultati. È stata tolta sulla soia, ma è stata mantenuta sull'uva, sul pero. Cioè, non c'è senso. Non la capisco il senso, anche questo. Dopo, in alcune località, in alcune zone del nostro territorio, c'è ancora la Spodoptera exigua, che noi la combattevamo con un prodotto importante del mio amico che là in fondo, della Corteva, lo Stuart, dico bene? Lo Stuart, anche quello ritirato. Cioè, sono tutti insetti che andranno ad aumentare. E quindi, ecco, voi che siete, che ci rappresentate a livello di fitosanitario, io vi invito anche a prendere posizione su queste problematiche nostre.